Allora, tutti la fanno complicata. Proviamo a guardarla semplice. Su questo pianeta, tutti gli esseri umani, di sicuro, non vogliono la guerra. Domanda, perché abbiamo la guerra? Siamo in un mondo democratico, dove il potere è al popolo, e il popolo dice non vogliamo la guerra. E perché ce l'abbiamo? Benissimo. Cosa possiamo fare noi per contribuire a non avere la guerra? Io ho fatto questo slogan già da 20 anni, make art, not war. Fai arte, non guerra. Perché? Perché la guerra è il più basso livello di creatività, è distruzione. L'arte invece è il più alto livello di creatività, genera estetica, nuovi mondi e di conseguenza benessere. Per questo non ci stanchiamo di esibire questo slogan, make art, not war. E per questo abbiamo sponsorizzato questo libro che racconta poche, semplici regole per andare verso la felicità. Tutte queste regole invitano a non creare guerre. Sono regole di buon senso. Tutti hanno il buon senso, tutti sanno che la guerra non serve. Forse continueremo ad essere inascoltati, ma continueremo a portare il nostro messaggio sempre più forte e ti invitiamo a partecipare a questo bellissimo gioco distribuendo con noi questo bellissimo libretto. Allora, immaginiamoci di distribuire 1 milione di questi libretti e chissà mai che non riusciamo a far capire che non vogliamo la guerra. Non ci interessa chi ha tirato una bomba prima, chi ha tirato una bomba dopo, chi ha ammazzato qualcuno di più. Allora io, come i bambini dell'asilo, ti rimando un'altra bomba. No, aspetta, la mia bomba è troppo piccola, te ne mando una più grossa, così siamo andati a pari. Come i bambini dell'asilo, a noi questa cosa non ci interessa. Noi non prendiamo una posizione. La posizione che prendiamo è non vogliamo la guerra. Quindi distribuiamo questo, ma l'idea è rendere social questo messaggio. Quindi ho creato un gruppo Facebook dove è possibile, quando andiamo a regalare una di queste copie, fare una foto e pubblicarla e far diventare questo messaggio anche sociale. Vogliamo fare un video, vogliamo raccontare qualcosa, creiamo uno spazio social dove possiamo dire insieme make art not war, che equivale a dire non vogliamo la guerra.